Eccoci in diretta, siamo nuovamente nei nostri studi per darvi in diretta appunto tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Stanno continuando le ricerche un po' in tutti gli ospedali per cercare di trovare la cura adatta a risolvere questa situazione difficilissima che sta mettendo in ginocchio un intero paese. Anche nel Bellunese, anche nell'ULSS 1, i ricercatori e i medici sono al lavoro. La corsa è contro il tempo, ma c'è uno spiraglio di positività per la cura del Covid-19. Lo studio sul trattamento con tocilizumab dei pazienti affetti da polmonite da coronavirus, coordinato dall'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, è stato approvato il 18 marzo dall'Agenzia Italiana del Farmaco. La sperimentazione è partita ed è di queste ore la notizia dell'adesione dell'azienda ULSS 1 Dolomiti. Il farmaco utilizzato per l'artrite reumatoide ha già dato buoni esiti sui primi 11 soggetti trattati nell'azienda ospedaliera universitaria di Padova. ULSS 1 riceverà già dalla prossima settimana i primi 3 trattamenti che saranno disponibili in base all'arruolamento dei pazienti disposto sulla base delle condizioni cliniche. Il Dipartimento del Farmaco dell'azienda ospedaliera bellunese, diretto da Marina Coppola, insieme alle unità operative interessate, è costantemente impegnato nella valutazione e nell'attuazione di strategie terapeutiche innovative. Oltre alla sperimentazione sono stati attivati anche 5 trattamenti per usi terapeutici del medicinale Remdesivir, antivirale creato per il trattamento dell'Ebola e che ora viene utilizzato per la cura dell'infezione da Covid-19. Insomma, nel vortice quotidiano di notizie inquietanti fortunatamente c'è spazio per l'ottimismo e le buone nuove a San Martino di Belluno non mancano. Il neoprimario di malattie infettive scaggianti, nominato con un concorso lampo appena 3 giorni fa, è entrato in servizio oggi, mentre il suo predecessore Francavilla, in pensione dall'inizio dell'anno, ha ripreso la sua attività a titolo gratuito. L'ULSS 1 ha ottenuto inoltre, a supporto del proprio laboratorio analisi, l'aiuto di un'azienda esterna che ha garantito la lettura di 150 tamponi giornalieri. Sempre in tema di notizie rassicuranti, l'annuncio della Protezione Civile regionale di stamani. Alle 10 sono partite, alla volta delle amministrazioni provinciali venete, circa 570.000 mascherine protettive non ospedaliere. Il dettaglio della prima consegna destinata a Belluno è di 24.000 mascherine. E intanto continua questa grande corsa della solidarietà da parte di tanti imprenditori che si mettono in gioco, si mettono a disposizione concretamente della regione del Veneto. E allora andiamo a vedere nel Trevigiano come si sta muovendo questa grande macchina di solidarietà. Ci permetterà di risparmiare da quel debito che stiamo aprendo come Veneti di una 50 di milioni di euro ormai per questa vicenda. Una 50 di milioni di euro il debito aperto come Veneti per far fronte all'emergenza coronavirus. E così le tante donazioni, piccole o grandi che siano, sono una boccata d'ossigeno per le casse della regione. Ieri il presidente Zaia aveva parlato dei 5 milioni di euro devoluti dall'imprenditore padovano Ennio Doris. Oggi la notizia di un'altra famiglia di industriali veneti che si è messa a disposizione della regione. Si tratta di Franco ed Enrico Zoppas. Con questa donazione di 1 milione di euro ci permettono di comprare, che è esattamente quello che scriverò nella lettera che manderò loro di ringraziamento, ben 15 postazioni totalmente attrezzate per la terapia intensiva. Lo hanno fatto in maniera assolutamente immediata, mi hanno cercato loro, non mi hanno chiesto di avere pubblicità, però penso che sia giusto per 2 motivi, perché è giusto sapere chi fa ed è giusto che chi non ha ancora fatto sappia che c'è qualcuno che fa. Ma la solidarietà arriva anche dai cittadini comuni che, come accade spesso in circostanze simili, non si stanno risparmiando e con generosità stanno facendo le loro donazioni sul conto corrente della regione. Non tutti però, soprattutto gli anziani, in questi giorni riescono a procedere con il bonifico, anche se vorrebbero comunque contribuire, e per questo chiedono l'istituzione, come è accaduto in altre situazioni d'emergenza, di un numero di telefono solidale. Questo è un problema che stiamo affrontando, che è quello del numero con l'SMS solidale. E io ne ho già parlato, vedremo se riusciamo ad attivarlo. Il problema è che vi dico subito quale sarà, che nel momento in cui sarà attivato non sarà solo per il Veneto e quindi dopo dovremo andare al riparto.
Abbiamo sentito insomma questa grande macchina della solidarietà in azione più che mai. E qualche tempo fa, qualche giorno fa, vi avevamo parlato dei 3 gemellini che erano nati proprio in questi giorni di fuoco al Cafoncello. Beh, è una bella notizia perché i bambini sono tornati a casa. Mamma e papà hanno portato a casa in mattinata i loro 3 gemellini, nati nelle settimane scorse, dimessi dalla patologia neonatale diretta dal dottor Enrico Busato. Oggi inizia per loro una nuova vita, certo, in un momento non facile, ma questo è davvero l'auspicio più bello, andrà tutto bene. Un inno alla vita, ha detto Francesco Benazzi, direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Il bello è che sono nati ancora bambini, sono nati bambini sani, e c'è stato un parto trigemellare, quindi una nascita di 3 gemelli, quindi la vita continua, quindi la ginecologia di Treviso, che è un fiore all'occhiello, continua ad essere riconosciuta come tale dalle donne ed avere il gradiente positivo delle donne. Sono 141 i bimbi venuti alla luce da quel fatidico 25 febbraio che con il primo decesso ha segnato per l'ULSS 2 l'inizio dell'epidemia di Covid-19. Cerchiamo, accogliendo l'invito di questi bellissimi bimbi, dice ancora Benazzi, di guardare avanti e pensare positivo. Rispettando tutte le regole ce la faremo ad uscire il più fretta possibile da questa tragica pandemia. Ed è intervenuto anche in questa occasione un veneziano, sottosegretario Economia e Finanza Pierpaolo Baretta, che si sta dimostrando sempre più vicino proprio alla sua terra, ai suoi veneti, e sta portando avanti diverse iniziative. Vediamo. Si tratta di una stretta dura che abbiamo considerato ulteriormente necessaria, perché il punto di fondo è sempre quello che bisogna ridurre al massimo il contagio e lo si fa riducendo il contatto. Questo è il problema. Dopodiché saranno assicurati comunque anche i trasporti, la mobilità, e anzi questo comporterà un problema di organizzazione dei trasporti, soprattutto nelle città e nei posti dove le persone devono comunque andare a lavorare. Sono aperti i supermercati, questa è la posizione del governo, proprio per consentire che si riduca il rischio di accaparramento o di panico e le persone possano, distribuendosi nel corso della giornata, in qualsiasi giorno della settimana, ridurre al massimo le code e poter accedere ai generi di prima necessità. E mi conferma che è da domani che entra in vigore questa stretta? Sì, praticamente sì, perché la firma del decreto è avvenuta in mattinata e quindi poi la pubblicazione in Gazzetta, è anche per dare il tempo, diciamo, ad organizzarsi. Non a caso oggi è domenica, che comunque di per sé è già una giornata, come dire, anche in condizioni normali di riduzione del lavoro e della produzione. Quello che è chiaro è che chi deve continuare a lavorare ha diritto di avere delle protezioni maggiori di quelle che siamo riusciti a dare in questo periodo, e qui ci vuole una forte collaborazione a tutti i livelli centrali, governativi, regionali, comunali. Cioè, non è il momento delle polemiche, si può discutere benissimo delle cose che si pensa di fare meglio, di quelle che sembra che non vadano, ma lo spirito deve essere uno spirito di forte unità e collaborazione. Ecco, il Veneto per esempio ha deciso la chiusura alla domenica dei negozi alimentari, quindi andando oltre poi la decisione del governo. Ma qui io penso che sia una decisione rischiosa, proprio per le ragioni che ho detto prima, e cioè quella che consentire invece un deflusso che riduca il ricorso delle persone all'accaparramento e alle code. Però qui bisogna anche dire che ci vuole anche il forte aiuto da parte della popolazione. Il grosso degli italiani ha capito e sta praticando seriamente questa nuova condizione, però c'è una parte di persone che non hanno ancora introiettato la gravità e la serietà, ma soprattutto la necessità di usare questo sistema di lotta al virus, che è quello di ridurre al massimo. Quindi il provvedimento della Regione Veneto io lo considero controproducente, però dico anche che
perché si possa mantenere aperti i generi di prima necessità c'è anche bisogno di un concorso della popolazione che si distribuisca, insomma, anche nei quartieri si può fare, il massimo della collaborazione è necessaria. Stati a casa non è una fuga. No, certo. Gli industriali del Veneto, penso a Venezia, ma anche Veneto Centro, quindi Padova e Treviso, non sono stati teneri con l'azione di governo in queste ore, in questi giorni. Voi cosa dite? Ma diciamo, io ripeto, noi abbiamo messo in campo in 48 ore un provvedimento da 25 miliardi. Abbiamo detto che è il primo e che tra poche settimane ce ne sarà un altro e che dovrà continuare questa azione di intervento e anche diciamo, sostenere ulteriormente, specializzando singoli interventi. Cioè l'idea da ultima spiaggia mi pare un errore, cioè noi dobbiamo avere sicuramente tutti i consigli e le osservazioni anche critiche, lo ripeto, sono assolutamente anche necessarie, direi, ma un atteggiamento del tipo tutto e subito significa non aver compreso che questa non è una questione che ce la caviamo in 2 o 3 giorni. Noi quindi abbiamo previsto un decreto, questo qua il primo, che ha dato una prima risposta importante, non lo si può negare, non completa, lo abbiamo detto, ne faremo un altro tra poche settimane. Allora io quello che propongo anche ai nostri interlocutori è: vediamo le cose che immediatamente dobbiamo correggere su questo decreto, ma vediamo anche quello che possiamo fare nel prossimo, perché tra poche settimane avremo un altro intervento massiccio. Questo mi pare un sistema che può consentire di gestire anche le difficoltà, anche perché con questo provvedimento di ieri il nuovo decreto sarà ancora più pesante. Non è facile fare previsioni, si sa che, insomma, che questo decreto è valido fino al 3 aprile, quello di ieri annunciato da Conte, potrebbe essere anche prorogato, fosse necessario. Quanto può reggere un sistema chiuso così? Un sistema bloccato così? Ma guardi, la discussione sta diventando una discussione mondiale, non solo italiana, europea e anche globale. Quindi la vera domanda paradossalmente non è tanto quanto può reggere il nostro sistema, che avendo cominciato per primo è probabile che termini l'emergenza per primo. Il problema vero è quanto può reggere un'economia globale che sta avviandosi verso una così drastica riduzione, se non addirittura in molti casi una chiusura. La domanda ce la dobbiamo fare, perché bisogna anche decidere che cosa bisogna fare per sostenere questa transizione. Io penso che diciamo, se siamo dentro i 2 mesi siamo in grado poi di con fatica e con grandi difficoltà di ripartire sicuramente e metterci in moto. Certo, un tempo più lungo preoccupa molto di più, ma insomma mi pare che, seguendo quello che ci dicono anche i medici, questo dovrebbe essere un po' il tempo massimo dentro il quale siamo nell'emergenza, non ne siamo fuori, questo va precisato. Le chiedo un'ultima cosa e poi la lascio lavorare, non c'entra con, diciamo, il settore economico. In molti, da più parti, ci si inquieta per un'attività del Parlamento che praticamente non esiste più di fatto con questa emergenza, perché il Parlamento, diciamo, è un luogo di assembramento. Molti si inquietano che le decisioni non le prenda più il Parlamento. Cosa possiamo dire? Diciamo, ho sentito molte anche preoccupazioni da un lato e polemiche dall'altro. Parliamoci chiaro. Il Parlamento, prendendo soltanto la Camera dei Deputati, sono 650 deputati più personale che si muove, cioè è un concentrato in pochissimi spazi di più di 1000 persone. È una fabbrica produttiva di grande numero. Quindi le occasioni di contagio sono assolutamente uguali a quelle di tutte le altre parti del Paese. Quello che bisogna evitare è che il Parlamento chiuda, questo non è ammissibile e non lo sarà mai, ma se si trovano formule che consentono l'operatività del Parlamento in condizioni di novità come questa, va fatto. Il Parlamento europeo
ha deciso il voto a distanza. Noi la settimana scorsa abbiamo approvato i 25 miliardi con un sistema innovativo, cioè di turnazione nell'ingresso in aula e di rappresentanza per gruppi. Insomma, ci sono molti modi per far funzionare la democrazia. Quello che va detto è che è impensabile che il Parlamento chiuda. Quindi abbiamo sentito le parole del sottosegretario al Ministero Economia e Finanza Pierpaolo Baretta, veneziano Pierpaolo Baretta. Dovremmo essere riusciti a collegarci con la nostra Anna Maria Parisi, la vediamo da Venezia. Anna Maria, ci senti? Eccoci, sì, siamo qui, io con la Paola Barbato e appunto abbiamo sentito le parole del sottosegretario nonché candidato sindaco per le prossime comunali di Venezia e restando in tema economico, se sei d'accordo Vanessa, c'è da dire, considerato quanto ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa anche questa mattina presso la sede regionale della Protezione Civile, che per l'Italia, perché si riprende a livello economico, il cosiddetto decreto Cura Italia dovrebbe essere chiamato e commutato in decreto da cavallo Cura Italia, perché diceva proprio il Presidente che i fondi stanziati sono veramente noccioline perché si possa pensare ad una ripresa economica della nostra Italia, a cominciare dalla nostra stessa regione, perché è una cifra davvero irrisoria, dice anche sulla base dei dati forniti ad esempio dalla Germania, dalla Francia e dalla stessa Inghilterra che come abbiamo visto pagherà l'80% degli stipendi a tutti i dipendenti che restano a casa, perché anche lì stanno chiudendo le fabbriche e non soltanto. Invece per quanto riguarda una notizia curiosa e particolare, se vuoi possiamo parlare di questa app italiana che permetterà, una volta installata sul telefonino, di sapere chi sono le persone attorno a noi che sono positive da coronavirus. Certo, anche perché è una cosa che penso interessi tantissime persone. Come funziona? Perché più che altro c'è anche tutto un discorso della privacy da rispettare, quindi da capire come funzionerà. Sì, è molto semplice anche se un po' arzigogolata nel suo complesso, nel funzionamento, però cerchiamo di renderla semplice e fruibile nella comprensione di tutti, a cominciare dalla mia. Funziona così. Sembra sia già in fase di sperimentazione in Lombardia, che come sappiamo è la regione con il focolaio più acceso d'Italia. Funziona che incrociando tutti i dati di cui è in possesso l'Istat, ovvero quelli relativi alla nostra età, professione e anche al GPS che è collegato col nostro telefono, anche se non lo mettiamo in funzione GPS per quanto attiene alla posizione da dove ci troviamo. Ecco, funziona che riesce a localizzare tutti i nostri dati in base alle cellule del telefonino nostro e a capire con un programma particolare, che non mi dire nel dettaglio come funziona, ma ti dico che funziona, da come stanno sperimentando, che riesce a testare anche la tua temperatura corporea. Ma è una cosa davvero da fantascienza quasi. Però dicono che funzioni e lo dicono sulla base di quanto già sperimentato ampiamente in Cina, che come sai è un'app che esiste da diverso tempo in Cina. Quindi questa app aggancia con i dati dell'Istat e del GPS le 65 cellule che esistono attorno a noi. E quindi? Cioè alla nostra ultima posizione. Certo. E quindi in questo controllo incrociato di dati, a cominciare dalla temperatura corporea di ciascuno di noi, si riesce a capire chi è positivo e chi no. Mm-hmm. Vai. Anche con il tramite dei dati forniti dalla Protezione Civile. E quindi partono tutta una serie di messaggi via chat, che possono essere le chat dei social media che noi conosciamo, a cominciare dal più famoso WhatsApp, quindi Instagram, Telegram e via dicendo, Certo. che ti avvisano di quella persona che se è positiva
o meno, e quindi parte tutta una serie di informazioni ai potenziali contatti, alle persone con cui tu sei entrato in contatto. Quindi è davvero agli scorsi giorni. È tutto sperimentale ancora. È molto avveniristica. È molto avveniristica, c'è da capire anche come se si potrà mai attuare. Ascoltami invece, per quanto riguarda proprio oggi c'è stata questa conferenza importante del governatore Zaia, abbiamo sentito che ha puntato ancora una volta l'attenzione, ormai penso che l'abbia detto in tutte le lingue, come si suol dire, di restare a casa, di mantenere la calma e di cercare di rispettare tutti i dettami che sono stati decisi anche a livello proprio nazionale. Sì, esatto, e partendo da quanto deciso a livello nazionale, lui ha ribadito di come l'ordinanza regionale veneta, questa, la ultima che ha firmato proprio poche ore fa, valga sopra, quindi al di sopra di quella nazionale. Ecco perché qui in Veneto da oggi sono chiusi tutti i supermercati, i centri commerciali relativamente al negozio dell'alimentari, perché si basa sul principio della salute come patrimonio da tutelare sopra ogni cosa, salute intesa come patrimonio di vita, perché qui si deve tutelare la vita di ciascuno di noi, ha detto il Presidente Zaia, la vita di ciascuno e di tutti i veneti. Infatti, aspetta, io adesso mi prendo il blocchetto con cui ho preso nota di alcune parole del Presidente. Diceva, al proposito di fino a quando dovremo stare in trincea, secondo i dati forniti dai piani statistici ma sanitari, sempre a livello regionale, diceva che se tutto andrà bene, questa emergenza durerà almeno per tutto aprile e, se siamo bravi, la partita potrebbe chiudersi per giugno. Bene, quindi dai, speriamo davvero che questo sia un messaggio di solidarietà. Io ringrazio Anna Maria Parisi davvero del tuo contributo. Anna Maria, se avremo bisogno ci metteremo nuovamente in contatto con te perché abbiamo questa lunga diretta, quindi grazie davvero al contributo di Anna Maria Parisi che sta seguendo da Venezia tutti i movimenti a livello proprio della regione. Ha seguito la conferenza stampa questa mattina del Presidente Zaia, degli assessori Lanzarini e Bottacin, di conseguenza sta seguendo da Venezia tutto l'evolversi della situazione. E un messaggio forte arriva da chi? Dal priore del santuario di Monteberico. Dal priore, ecco, che lancia un forte messaggio davvero di solidarietà, un messaggio di preghiera, un messaggio di fede a tutte le persone, quindi vediamolo assieme. Cari amici che ci seguite per la TV, ci stiamo interrogando in questi giorni su questa pandemia che ha raggiunto tutto il mondo e sembra non lasciare fuori nessuno di noi e nessuno dei paesi della terra. In questo silenzio in cui siamo costretti, nostro malgrado, ciascuno può anche riflettere su dove stiamo camminando, quale futuro ci apre questa situazione. Ho trovato di un spessore unico le parole di questa poetessa Cesenate, 9 marzo 2020, intitola la sua poesia. Noi sappiamo che la poesia evoca in modo mirabile i nostri stati d'animo, quello che alberga nel nostro cuore. E lei inizia così: questo ti voglio dire, ci dovevamo fermare. Lo sapevamo, lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare.
stare dentro le cose, tutti fuori di noi, agitare ogni ora, farla fruttare. Ecco, poi lei continua. Credo che questo morbo che avanza senza chiedere permesso ci costringe a fermarci e a meditare, riflettere, a pensare la nostra vita in modo diverso, proprio perché non abbiamo più a disposizione le cose di prima e cominciamo ad avvertire la nostalgia, il gusto, la bellezza di ciò che ci è stato tolto. La parola di Dio di questi giorni è anch'essa mirabile, ci parla al cuore. Abbiamo sentito cosa dice Dio con il suo profeta, il profeta Osea. Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora. Un grande messaggio che ci viene lanciato proprio dal priore del santuario di Monte Berico. Proprio in settimana la città di Vicenza si dedicherà completamente alla sua patrona, alla Madonna di Monte Berico. Ho detto proprio durante questa diretta che sono tanti messaggi e ve li ho mostrati che arrivano anche in musica. Ne abbiamo fatti sentire alcuni e adesso sentiamo assieme ancora questo bel brano che è stato realizzato per tutti i telespettatori di Rete Veneta dai Blues Singers and Orchestra, e loro andiamo ad ascoltare assieme The Prayer, che ha reso famosi Andrea Bocelli e Céline Dion, un brano davvero spettacolare, ma andiamo ad ascoltarlo assieme.
La fede che hai acceso in me sento che ci salverà. Sono parole davvero splendide che mai come in questo momento sono forti, devono raggiungere tutti quanti. Quindi grazie ancora ai Blues Singers and Orchestra, questo messaggio che hanno voluto inviarci in musica. Io mi fermo, c'è una pausa e ci troviamo in diretta tra poco.